Siamo con Federico Boin, presidente della Federazione della Meccanica di Confragionato Imprese Veneto. Oggi si chiude questo progetto di 2 serate di formazione, però strane e innovative. Meccanica e chimica assieme. La chimica parte da poco come organizzazione di categoria e avete voluto farla assieme perché ci sono punti in comune. Sì, ci sono molti punti in comune tra la meccanica di produzione, e la chimica gomma plastica. Il punto principale, che abbiamo in comune è quello sicuramente dell'innovazione, perché anche le aziende della chimica sono molto innovative, e anche quello della sostenibilità che stiamo trattando proprio con i temi in questi incontri. Si parla di concetti, cioè di che cosa vuol dire sostenibilità, ma per esempio anche di come utilizzare gli scarti di una produzione per altre cose. Come si parte per essere sostenibile e che cosa si può usare per essere sostenibili. Sì, parliamo infatti della chimica gomma plastica, che comunque è un settore che negli ultimi anni è stato soggetto a molte normative, soprattutto su quella che è l'ecosostenibilità delle aziende stesse. Ricordiamoci che come la metalmeccanica anche le aziende della chimica gomma plastica sono aziende che comunque riciclano, perché come noi ricicliamo i nostri materiali primari di scarto, anche la chimica gomma plastica sia ricicla che riutilizza anche i materiali di scarto. Quindi sicuramente l'ecosostenibilità è fondamentale sia per le aziende della chimica che per le aziende della metalmeccanica. Molte aziende appunto della chimica gomma plastica stanno lavorando e creando anche oggetti stessi da materiali riciclati, e proprio perché stiamo puntando a quella che è l'ecosostenibilità delle imprese. Una visione di questo progetto che guarda un po' anche a livello nazionale. Tu sei presidente della Federazione Meccanica, la chimica si è appena formato, la stanno formando, dal Veneto vuole arrivare anche un segnale che si può fare attività con questa categoria. Certo che sì, infatti io mi sono fatto portavoce sino ad oggi di quelle che erano le problematiche che arrivavano tra capo e collo appunto a questo settore, che è diventato sempre più normato negli ultimi anni proprio per un discorso della sostenibilità dell'impresa e dei materiali riciclati. Avevamo la necessità di costituire un gruppo anche a livello nazionale e fortunatamente ho fatto interloquire il nostro presidente regionale Guglielmini con un altro presidente regionale di un'altra regione, che sono riusciti a intervenire anche dal punto di vista delle nuove normative. Adesso fortunatamente si sta creando un buon gruppo a livello regionale e speriamo che questo ci permetta di creare finalmente un gruppo a livello nazionale. Siamo con Arnaldo Guglielmini, presidente regionale della categoria chimica gomma e plastica, una new entry nella compagine della Confragionato Imprese Veneto. La prima attività sono stati questi 2 seminari dedicati alla sostenibilità e soprattutto non solo dedicati alla chimica ma anche alla meccanica. Avete fatto una collaborazione tra le categorie. Questa attività vi ha portato ad avere un risultato interessante, cioè ci sono imprese interessate al mondo della sostenibilità e della chimica come plastica, però bisognava offrirgli qualcosa. Sì, dobbiamo dare modo alle aziende di dare la giusta risposta, di essere presenti, di essere finalmente partecipi del loro essere aziende che producono green, che sono sostenibili, che sono tecnologicamente avanzate. Il problema è che non c'era un ambito su cui potessi comunicare, su cui poter dare risalto a quello che sono delle bellissime aziende che puntano verso il futuro. La chimica gomma e plastica viene sempre vista un po' come una categoria che inquina. In realtà sono stati fatti passi da gigante anche dalle piccole imprese. Sì, soprattutto dalle piccole aziende, perché sono le responsabili della produzione, della preparazione, design per grandi aziende, quindi sono costrette a loro volta a dover essere innovative, un passo avanti rispetto a tutto ciò che è l'ambito europeo e internazionale, per produrre prodotti innovativi con riciclato o formulare e creare prodotti all'avanguardia. La categoria non c'era, però le norme ci sono sempre state e adesso sono sempre più stringenti. Quanto è importante avere un'organizzazione di rappresentanza a livello regionale, e so che state lavorando anche per avere una rappresentanza a livello nazionale in Confartigianato? È importantissimo, perché se si riesce a essere presenti nella stesura di un testo, si riesce a dare il giusto valore alle parole che vengono utilizzate e non si trova come anni passati a dover rincorrere il testo per dare la normativa corretta come la interpretava il resto d'Europa.
Siamo con il consulente Michele Checchin della Chemex, consulente di questo progetto innovativo, due categorie meccanica e chimica gomma plastica che già parlavano tra loro, però non avevano rappresentanza assieme, e quindi adesso hanno deciso di fare un percorso partendo da questi due seminari che hanno guardato soprattutto alla sostenibilità. Quanto è importante dal suo punto di vista e quali sono stati gli elementi innovativi di questi incontri? Abbiamo voluto dare a questa che diciamo nuova categoria degli stimoli possiamo dire innovativi, ma che in realtà non lo sono innovativi per le aziende, perché si trovano con un cambiamento di mercato importante, con delle richieste importanti, con un linguaggio nuovo che si fa avanti e magari non sempre sono attrezzate a dare le risposte in tempi brevi. Quindi questi due incontri, che sono i primi di una serie, sono importanti perché aiutano le imprese ad essere consapevoli di un nuovo linguaggio che si sta facendo avanti, che è il linguaggio della sostenibilità per un ambiente e per un futuro migliore. Voi avete incontrato una quarantina di imprese in questi due appuntamenti, forse anche di più. Gli imprenditori di questo settore li ha trovati preparati o pensa che questi appuntamenti siano assolutamente necessari o sono solo a supporto? Ecco, con mia sorpresa ho trovato degli imprenditori molto preparati, molto sul pezzo, nel senso che queste cose già le fanno, sono imprese, aziende, diciamole sostenibili, cioè attente al risparmio energetico, a produrre e a riciclare i loro rifiuti con sempre maggiore attenzione. Forse quello che manca è adeguarsi al linguaggio che si sta facendo avanti, a questo linguaggio nuovo, al linguaggio delle normative, al linguaggio della politica che sta innalzando il paletto delle richieste in materia ambientale. E quindi è fondamentale, insomma, proseguire su questi percorsi formativi. Direi proprio di sì, è un percorso anzitutto culturale, chiamiamolo culturale anziché formativo, che è propedeutico a un cambiamento diciamo progettuale e quindi anche produttivo, per essere sempre pronti al mercato che cambia.